Terrore in una sala slot di Selvazzano nel Padovano, banditi armati di fucili e pistole non esitano a sparare prima di fuggire con il bottino, posti di blocco e caccia ai malviventi da ieri sera. Politiche, oggi secondo giorno per le parlamentari del Movimento 5 Stelle, ieri caos con la piattaforma per eleggere i candidati è andata letteralmente in tilt e persone candidate a propria insaputa. Ieri un nuovo messaggio alla sorella veneziana dell'imprenditore Rodigino nascosto in Messico e coinvolto in una vicenda che lo vedrebbe in pericolo di vita, Farnesina al lavoro per intercettarlo. Bufera San Donà per la presenza di alcuni distributori automatici dove accanto agli snack si trovano in vendita siringhe e bilancini di precisione solitamente usati da tossicodipendenti e spacciatori. Bimbo di 6 mesi con intossicazione acuta da sostanze stupefacenti come cocaina e metadone, terribile vicenda a Padova, i genitori patteggiano in tribunale. Scandalo appalti a Cortina, la Corte d'Appello di Venezia riduce a 9 mesi la condanna nei confronti dell'ex sindaco Franceschi che in primo grado si era visto infliggere 3 anni e 6 mesi per turbativa d'asta e minaccia pubblico ufficiale. Non solo maxi deposito di gas GPL da 100 milioni di euro per il sindaco di Venezia Brugnaro, la rinascita di Porto Marghera passa anche attraverso la creazione di un centro di ricerca nazionale sulla fusione nucleare. Buongiorno e ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, la nostra prima edizione. Allora cominciamo subito da quel che è accaduto ieri in serata nel Padovano, a Selvazzano Dentro, dove c'è stato un assalto a una sala slot. Ci aggiorna da Padova con il servizio, i banditi hanno esploso anche alcuni colpi per coprire la propria fuga. Un assalto armato in piena regola, terrore ieri sera a Selvazzano, un comando di 4 persone ha fatto irruzione nella sala scommesse Just di via Forno. I banditi sono entrati in azione armati di fucili e pistole, hanno terrorizzato clienti e il titolare, poi si sono fatti consegnare il contante presente nel fondo cassa e si sono dati alla fuga. I banditi hanno imposto ai clienti di non muoversi, poi hanno minacciato il titolare, un uomo cinese di 40 anni che ha provato a reagire. Durante la colluttazione sono partiti anche diversi colpi d'arma da fuoco. Alcuni hanno centrato il muro, altri il soffitto. Fortunatamente, oltre allo spavento, nessuno è rimasto ferito. Il gruppo di 3 banditi era atteso all'esterno da un complice, poi sono fuggiti a bordo di una Ford Focus. Poco dopo sul posto sono giunti i carabinieri per i rilievi. Difficile stabilire l'origine dei malviventi secondo le prime testimonianze. Uno dovrebbe essere italiano e uno dell'est Europa, mentre un terzo è rimasto in silenzio per buona parte dell'azione. In via di quantificazione anche il bottino che si dovrebbe aggirare intorno ai 2.000 euro in contanti. Intanto è partita la procedura di profilassi all'ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa, dove ieri, ricorderete, è morta Graziella Guarise, 57enne di Rosà. Il decesso dopo 10 ore dovuto a una meningite fulminante. La donna è morta alle 12:30 nel reparto di rianimazione del San Bassiano. I sanitari hanno provato in ogni modo a salvare la vita, ma per lei non c'è stato nulla da fare. In una nota la direzione dell'ULSS 7 fa sapere che, come da prassi in questi casi, è stato allertato il servizio di igiene pubblica per la profilassi dei familiari dei contatti più stretti della donna. In ospedale poi la direzione medica ha disposto la profilassi anche per 29 operatori sanitari con i quali la signora Guarise è entrata in contatto. Ora siamo alla politica, ne parleremo anche questa sera a 20:10, ma con le parlamentari del Movimento 5 Stelle è stata una giornata di caos, quella di ieri. Oggi c'è la seconda per scegliere online i candidati alle prossime elezioni del 4 marzo. Ora sentiamo che cosa è accaduto nelle scorse ore. Appena iniziate ed è già caos per le parlamentari del Movimento 5 Stelle per nominare i candidati deputati e senatori alle elezioni del 4 marzo. Ma la piattaforma Rousseau non ha risparmiato anche amare sorprese. C'è chi sperava di comparire nell'elenco dei possibili candidati e invece, nonostante fosse in regola con le direttive del Movimento, si è trovato escluso. C'è un regolamento e chi segue le regole non ha avuto nessun problema, chi invece in questi anni magari ha fatto il birichino, ha fatto un po' il furbetto, adesso fa lo stupito, dice ah ma come? Poi c'è chi al contrario non aveva presentato i documenti necessari come certificato penale ma si è trovato comunque inserito tra i possibili deputati o senatori da eleggere. È il caso in Veneto di Fiorella Moro, mamma della consigliera regionale pentastellata Erika Baldin, e di Renzo Trevisan, 71 anni, di Chioggia. I loro nomi, contatto di dati anagrafici, sono apparsi a loro insaputa sulla piattaforma Rousseau, la prima tra i candidati alla Camera, il secondo tra quelli al Senato.
Come se questo non bastasse a scaldare gli animi, ci si sono messi anche i problemi legati al sistema preso d'assalto quando si sono aperte le consultazioni e di conseguenza è andato in tilt, al punto che sul sito del movimento si specifica che se si dovessero ripetere le difficoltà registrate ieri, le votazioni verranno prorogate fino alle 14 di domani. Ma intanto ci sono anche i più arrabbiati che si spingono oltre e su Facebook lanciano l'hashtag annullare tutto perché le consultazioni vengano sospese, ipotesi questa esclusa dai vertici. Tutto sta svolgendo nel migliore dei modi, una grandissima partecipazione e detto questo tra poco avremo le liste e saremo pronti quindi a presentare all'Italia chi avrà l'onore di poter rappresentare il nuovo governo a 5 Stelle. Una scossa di terremoto magnitudo 3.7 con epicentro a Plezzo, Bovec in Slovenia, appena al di là del confine, a 17 km dal comune di Drenke, è stata sentita distintamente in provincia di Udine alle 11:22 di oggi, poco più di un'ora fa. Per il centro di ricerche sismologiche di Udine si tratta di una scossa definita abbastanza importante. Le case della zona collinare e pedemontana del Friuli hanno tremato in maniera ben percettibile per qualche secondo. Nessuna chiamata alla centrale dei vigili del fuoco di Udine alle 12, al momento non si registrano danni o persone ferite, resta la paura in questa zona dove ovviamente la comunità ricorda bene il sisma del 1976. Ancora la cronaca, ieri un nuovo messaggio alla sorella veneziana dell'imprenditore Rodigino, nascosto in Messico e coinvolto nella vicenda che lo vedrebbe addirittura in pericolo di vita. Alcuni messaggi vocali inviati dall'uomo alla sorella, poi ieri pomeriggio l'avvocato ci ha svelato che appunto l'uomo è tornato a farsi sentire. L'unica certezza per adesso è che è ancora vivo. Un nuovo messaggio vocale dal Messico, arrivato ieri da Alessandro Bozzato, alla sorella Erika Cavarzeri, infonde qualche speranza a una famiglia in angoscia. Sono vivo e forse l'uomo è vicino a essere individuato dall'ambasciata italiana per toglierlo da quel tunnel d'incubo in cui vive da mesi, è raccontato nei messaggi e video arrivati in questi giorni alla sorella. Parole drammatiche rivissute dall'avvocato Sofia Tiengo, legale della donna. Io sono qui, sono solo, sono stato abbandonato anche da quella che era la famiglia che avevo qui, mi devi aiutare, aiutami. La voce è appunto spessata e racconta di una situazione che lo vede nascosto, di lui ritiene insomma che in Messico lo ammazzeranno. Messaggi vocali sul cellulare arrivati a partire dal 10 gennaio e corredati da video mandati dal fratello Alessandro, 52enne imprenditore rodigino che vive e lavora in Messico da 20 anni. Ore drammatiche per la famiglia Bozzato, non solo la sorella ma anche papà e mamma dell'uomo che Farnesina e ambasciata italiana a Città del Messico stanno cercando per aiutarlo. Bozzato è un imprenditore nel settore farmaceutico e dei macchinari sanitari, ma con affari anche nell'edilizia. 2 o 3 volte all'anno scende in Italia per salutare i familiari. L'ultima visita a giugno, poi non ci sono stati più contatti diretti. Qualcosa sarebbe successo proprio in quei mesi. Nei messaggi sconnessi mandati in questi giorni, Bozzato racconta di essersi messo in affari con un socio rivelatosi un delinquente che gli ha estorto denaro minacciandolo. L'odissea sarebbe nata qui, diventando un incubo, perché proprio quel socio, racconta Bozzato, è morto poco dopo e ora gli amici poco raccomandabili del defunto avrebbero dato la colpa a lui. Dai messaggi non è facile ricostruire una storia, perché la cosa che emerge sopra le altre è la paura. E la paura e la mancanza di fiducia che Alessandro lamenta a 360 gradi. Da quel momento sarebbe iniziata una fuga di mesi vissuta nel terrore e a testimonianza di questo Bozzato ha mandato un video con le immagini delle telecamere interne alla sua abitazione. Vedrebbero un'incursione di soggetti con armi e si vede anche chiaramente che questi soggetti a un certo punto si avvedono della telecamera e la rompono con il calcio del fucile o del mitra, quello che è, insomma, però proprio rompono la telecamera. Il 52enne sarebbe scappato dunque per un soffio all'agguato, da quel momento sarebbe come un fantasma nascosto da qualche parte senza documenti o soldi, vivendo la giornata, in attesa di tornare in Italia. Una vicenda dai contorni davvero poco chiari che tiene in sospeso anche il Veneto. Intanto c'è una notizia di pochi minuti fa, un 27enne di Motta di Livenza, trevigiano, si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Cafoncello di Treviso in seguito a un grave incidente sul lavoro avvenuto nella mattinata di oggi attorno alle 10:15 all'interno del mobilificio Villanova a Sernaglia della Battaglia. Secondo una prima ricostruzione l'operaio stava rifilando alcuni pannelli di truciolato quando è stato schiacciato al torace e al collo da una macchina
rifilatrice. L'incidente è da ricondurre al tentativo di togliere un pannello che era rimasto incastrato nel macchinario. Il 27enne, soccorso dagli infermieri del Sole 118, lo hanno intubato sul posto, è stato trasportato in elicottero al pronto soccorso del nosocomio trevigiano. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri tecnici del nucleo Spisal, che dovranno accertare l'esatta dinamica di quanto avvenuto questa mattina con questo incidente sul lavoro. Avete sentito Sernaglia della Battaglia. Ora la cronaca con gli abusi che avrebbe subito una bimba da parte dello zio. Una vicenda, se confermata, orribile. Da una parte una bambina di 8 anni, dall'altra lo zio della piccola che avrebbe abusato di lei. È stata la stessa vittima a raccontare tutto ai genitori, che una volta superato lo shock hanno denunciato ai carabinieri la vicenda. I militari hanno così dato il via alle indagini. Il tutto si sarebbe consumato nel 2016. Lo zio doveva occuparsi della piccola ed è durante quegli incontri che l'avrebbe molestata. La bambina è stata ascoltata da una psicologa che ha ritenuto la sua versione credibile. L'uomo è stato accusato di violenza sessuale aggravata perché commessa ai danni di una bambina e il prossimo marzo sarà davanti al GUP. Il presunto orco è stato iscritto nel registro degli indagati anche per un'altra vicenda. Avrebbe infatti tentato di avvicinare per strada delle minorenni per poi molestarle. Ora il presunto scambio di foto Osè per avere buoni voti a scuola. Il professore si difende, dice è tutta una falsità per incastrarmi. Fino a pochi mesi fa non avevo nemmeno WhatsApp, il sistema di messaggistica appunto per scambiare anche delle fotografie. Ieri poi noi abbiamo sentito la preside dell'istituto, vediamo. La nostra scuola ha la piena fiducia giustamente in quello che è il lavoro della magistratura, ma soprattutto di fronte a questa vicenda si sente essa per prima parte lesa. Così la preside del liceo Duca degli Abruzzi commenta le ultime notizie sulla vicenda che ha coinvolto e sconvolto la scuola stessa. Un caso che continua a far discutere e che si lascia alle spalle un'amarezza profonda. L'insegnante, accusato di molestie dalla famiglia di una sua studentessa minorenne, da diversi mesi non va più a scuola. L'insegnante di cui si sta parlando, per una sua scelta personale, è dal mese di ottobre che non fa più parte della nostra scuola e che ha deciso, non appena ci sarà la possibilità con il nuovo anno scolastico, di interrompere la sua esperienza come docente. Ma dalle aule scolastiche presto questa vicenda passerà nelle aule del tribunale. Abbiamo piena fiducia, ribadisce la preside, nella magistratura. Agli studenti un messaggio importante: il loro, dice, è un lavoro, una professione. Certo, in questa professione molti sono gli aspetti piacevoli, l'incontro con i compagni, avere insegnanti stimolanti, avere delle belle lezioni, la possibilità di tanti progetti, ma anche la vita dello studente è fatta di serietà, di sacrificio, di molta attenzione. Adesso una polemica esplosa nelle ultime ore a San Donà di Piave, nel Veneziano, perché molti residenti hanno segnalato i distributori automatici hanno al proprio interno la possibilità, la vendita anche di siringhe e bilancini, strumenti utilizzati da tossicodipendenti ma anche da spacciatori. Giorgione in diretta, Ilaria Marchiori. Ilaria. Buongiorno da San Donà di Piave, una polemica che è montata sui social con numerosi cittadini che hanno proprio voluto segnalare la presenza di siringhe, bilancini di precisione e pipe ad acqua accanto agli snack nei distributori automatici che sono posizionati in via Ancillotto a San Donà di Piave, appunto. Un messaggio di indignazione che è arrivato fino ai vertici amministrativi e anche politici e che ha sorpreso moltissimo i gestori dei distributori proprio per l'attenzione che ha suscitato questa vicenda. Loro hanno spiegato di aver avuto indicazioni precise sulla vendita e che un certo tipo di articoli non era mai stato bollato come vietato, ma di certo, scrive qualcuno, un po' di sensibilità e buonsenso non avrebbero guastato. Il primo ad intervenire sulla questione è stato il vicepresidente della Regione Veneto Gianluca Forcolin, che ha spiegato come non sia possibile veicolare un simile messaggio incentivando il consumo di sostanze stupefacenti. È assurdo, ha commentato, trovare bilancini di precisione e siringhe tra snack e patatine, e dello stesso avviso anche il sindaco di San Donà di Piave Andrea Cereser.
che le siringhe possono essere utilizzate per certe profilassi e non solo dai tossicodipendenti, ha spiegato. È vero che certi articoli come i bilancini di precisione non dovrebbero essere presenti nei distributori automatici. Non ci resta che capire come andrà a finire questa vicenda e se saranno attuate delle iniziative per eliminare siringhe, bilancini e quant'altro da questi distributori automatici. Da San Donato di Piave è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, altri aggiornamenti a partire dalle 19 all'interno del telegiornale di Venezia. Ora una vicenda che ha dell'incredibile: cocaina e metadone a un bimbo di appena 6 mesi, i genitori finiscono in tribunale. Nell'ottobre del 2014 al pronto soccorso pediatrico di Padova gli era stata diagnosticata un'intossicazione acuta da sostanze stupefacenti come cocaina e metadone. Appena 6 mesi e già il suo corpicino doveva affrontare un simile trauma. A distanza di 3 anni e mezzo i genitori del piccolo hanno chiuso il conto con la giustizia. Hanno patteggiato 1 anno e 8 mesi lui e 1 anno e 6 mesi lei, 26enne casalinga. I genitori dovevano rispondere di maltrattamenti e di lesioni volontarie nei confronti del loro bambino, vittima di quella violenza dalla nascita fino ai 5 mesi di vita, ma anche di avergli somministrato sostanze stupefacenti come cocaina e metadone, tanto da provocargli una sindrome da intossicazione acuta. La coppia, che oggi sta affrontando un percorso di recupero, ha ottenuto la sospensione della pena. Non potranno incontrare insieme, ma solo in momenti separati, il loro bambino, che oggi è affidato ai nonni materni. La Corte d'Appello di Venezia ha ridotto a 9 mesi la condanna nei confronti dell'ex sindaco di Cortina d'Ampezzo Andrea Franceschi, che in primo grado si era visto infliggere 3 anni e 6 mesi di reclusione per i reati di turbativa d'asta e minaccia pubblico ufficiale. Franceschi era stato accusato di aver manipolato una gara d'appalto per la gestione del servizio rifiuti nel comune ampezzano, di aver fatto pressioni sulla polizia municipale per ridurre i controlli sugli eccessi di velocità. L'appello ha riformulato una sentenza di primo grado con sconti di pena anche nei confronti degli altri 3 imputati nel processo, rigettando l'appello della parte civile e revocando il risarcimento deciso in primo grado. 2 anni fa l'omicidio di Isabella Noventa. La madre Ofelia rivolge un appello a Freddy Sorgato. Tra le lacrime racconta, chiede ai nostri microfoni che facciano sapere dov'è il corpo di Isabella. Non so neanche dire cosa ci avevo passato, come mi avevo vista venire a casa. Sono trascorsi 2 anni esatti da quella sera in cui sua figlia Isabella Noventa non è più tornata a casa. Per il suo assassinio sono stati condannati a 30 anni di carcere l'ex fidanzato Freddy Sorgato e sua sorella Deborah. Manuela Cacco, ex amante di Freddy, è stata condannata a 16 anni e 10 mesi, ma il corpo di Isabella non è mai stato trovato ed è un dolore ulteriore per Ofelia Rampazzo, una mamma che rivolge un appello all'uomo condannato per l'omicidio della figlia. Mi è sempre speranza, ma come si può vedere? Dimmi, dove mi ha portato? Se mi ascoltasse che l'assassina è anche sua sorella e anche quest'altra, perché tutti 3 assassini che ha messo in cosa tutto quanto per occupare mio figlio. Per cosa che mi ha occupato mio figlio? E che mi dicono che mi ha messa, che l'assassina. Perché cose che mi ha fatto, no, Andrea? Finché gli chiapparia il collo, finché parla. Ofelia ha 85 anni e da 2 vive con un dolore enorme. Non riesce ancora a credere che la figlia non ci sia più. L'appartamento di Isabella, al piano di sotto di una palazzina a 2 piani di Albignasego, è rimasto come quel giorno, come se Isabella dovesse tornare a casa. A volte, dice Ofelia, mi viene da pensare che tra poco la vedrò rientrare da quella porta. Allora, devo mi arrabbio con quel signore perché delle robe bisogna da dire, perché cosa ha fatto del male mio figlio? Cosa? Mi faceva tutto, baretta, tutto. E mi aveva sempre mamma così, quando sei fuori, mamma qua. E adesso arrivo, guarda, non sta a fare questo perché dopo arrivo un figlio. Ma le volte a notte, a sera, perché mi ha letto con mia e mi portava il sughetto e frutta e dopo si alzava, mamma ha avuto così.
Così le parole toccanti di mamma Ofelia. Ci fermiamo per qualche istante e poi torneremo a parlare di Sappada, c'è una nuova polemica. Torniamo in onda subito. Sappada, la provincia di Belluno chiede alla Regione Veneto di valutare l'opportunità di un ricorso alla consulta sul passaggio di Sappada al Friuli Venezia Giulia, approvato, ricorderete, con legge ordinaria dal Parlamento. È il primo atto politico del nuovo Consiglio provinciale di Belluno, diretto dal sindaco di Longarone Roberto Padrin. La provincia montana al confine di Belluno, così riconosciuta la legge del Rio, contestando i presupposti anche storico-culturali che hanno portato al trasferimento di Sappada dal Veneto al Friuli Venezia Giulia, chiede il sostegno della Regione Veneto per verificare la legittimità costituzionale. Di fatto pensano a un ricorso tempestivo alla Corte Costituzionale in ordine alla necessità di una legge costituzionale e non una legge ordinaria per decidere questo passaggio. Tra l'altro sapete che per le prossime elezioni del 4 marzo Sappada rientra già adesso nel collegio di Udine, quindi non più di Belluno. Grandi progetti di rivitalizzazione invece di Porto Marghera, di cui parleremo ancora oggi nei telegiornali con Pino Musolino, presidente dell'autorità portuale, che sarà poi ospite di 20 e 10 nei prossimi giorni. Sentiamo Brugnaro cosa ha annunciato. È un investimento di un'azienda privata che farà un deposito di gas specifico per un gas più ecologico per i camion, per i mezzi pesanti e anche per le navi da crociera. È un investimento che consentirà di avere posti di lavoro, un ulteriore recupero di un'area degradata di Mestre, di Marghera. Grandi progetti per la rivitalizzazione di Porto Marghera annunciati dal primo cittadino, che però non vuole ancora svelare troppi dettagli in quello che sarà l'investimento di un'azienda privata. Non solo, con Regione e l'Università di Padova sarà lanciata una candidatura importante. Noi ci candideremo a ospitare un centro di ricerca di fusione nucleare. Adesso c'è la fissione, che ovviamente in Italia abbiamo deciso di non fare. C'è un progetto mondiale assieme ad altri stati che segue la Comunità Europea e l'Italia dovrà decidere in quale luogo mettere questo centro di ricerca. Parliamo di un investimento di 500 milioni di euro e verrà gestito direttamente dal Dipartimento di Fisica dell'Università di Padova. Un progetto ambizioso che secondo il sindaco ha tutte le potenzialità per essere realizzato, a partire dall'area che potrebbe essere una di quelle cedute al comune nell'ambito dell'accordo con Eni all'interno del petrolchimico. Sono diversi lotti, lì stiamo identificando il migliore, sarà probabilmente dentro la zona del petrolchimico che è già anche abbastanza ben difesa, si farebbe fatica a mettere un'azienda privata che ha i contatti con i fornitori. È l'energia pulita, il giorno che la dimostriamo è da Nobel questa cosa, però che Venezia sia una delle parti di questo progetto mondiale sarebbe per noi un grande onore, insomma, ed è l'idea che vogliamo recuperare l'industria e l'idea della manifattura, del lavoro a Porto Marghera, quello che non si è mai voluto fare. Adesso nel Trevigiano è successo di tutto a bordo di un autobus della MOM, solo la calma, la preparazione dell'autista hanno permesso di evitare il peggio quando questo gruppo di stranieri si è rifiutato di esibire il biglietto. In 10 contro 1 il fatto ieri pomeriggio intorno alle 17. I 10 passeggeri, tutti stranieri, a bordo della corriera diretta a Treviso della MOM contro il conducente solo perché alla richiesta di esibire i biglietti questi si sono rifiutati di farlo, inscenando pure una protesta tra urla e spintoni e grida, molestando così la quiete non soltanto delle altre persone a bordo. Al conducente non è rimasto altro che rassegnato rimettere in moto e continuare a viaggiare. Intervenuti in suo soccorso i vigili urbani di Treviso, in servizio di controllo sul territorio con varie pattuglie, alla vista di parecchie persone decisamente su di giri che al capolinea della corriera in via Longosile Mattei nello scendere sono state accolte, diciamo così, dagli 8 agenti della polizia locale sulla banchina pronti ad aspettarli. Identificati 10 stranieri sono stati tutti multati per aver viaggiato senza biglietto. Altro viaggio, altro autobus a Padova, questa volta a bordo di uno dei mezzi si era perso un bimbo. Fuori programma per i poliziotti impegnati nei controlli in stazione. Ieri pomeriggio le pattuglie sono state avvicinate da una mamma disperata che si era accorta di aver perso il figlio di 5 anni mentre era a bordo di un autobus di linea. Immediate le ricerche durate fino a quando alcuni agenti hanno notato una giovane che passeggiava in riviera verso la questura con un bimbo per mano. La ragazza 19enne, studentessa di Pordenone, ha richiamato l'attenzione degli agenti che hanno così potuto ritrovare il piccolo per il sollievo della mamma. Il bambino era sceso in autonomia alla fermata del bus
credendo che anche la madre lo stesse seguendo. Vi ricordiamo come poterci contattare, lo dico ad antenna, redazione @antena3.it, telefono 0422 023 0898, qui invece potete inviare sms, foto e video al 351 1755 340 per le vostre segnalazioni. In queste ore ne abbiamo davvero tante, anche ieri abbiamo dato risposte ad alcune di queste, ricordatevi appunto come contattarci. Resta il tempo adesso di annunciarvi gli ospiti, tra poco c'è ore 13 con Nicola Zanetti, Treviso, città per turisti, mostre e patrimonio artistico. Ne parliamo con Luciano Franchina, assessore ai beni culturali del Comune di Treviso, e Sossio Vitale, consigliere comunale di Treviso Civica. Questa sera, come annunciato, torna 20:10, temi di attualità politica. In studio avremo il consigliere regionale della Lega Nord Nicola Finco e il collega però dei 5 Stelle Simone Scarabelli. È tutto, adesso le previsioni meteo per le prossime ore, ci rivediamo a partire dalle 18:30. Buona giornata. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Bel tempo sulle nostre regioni, sarà una giornata all'insegna del sole pressoché ovunque, salvo per qualche addensamento, ma sarà del tutto innocuo. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto bella giornata all'insegna del tempo asciutto, sarà ampiamente soleggiato ovunque con cielo sereno o poco nuvoloso. Qualche foschia o nebbia mattutina tra Trevigiano e Veneziano. Diamo ora uno sguardo alle temperature, le massime saranno comprese tra 7 e 11 gradi, valori minimi tra 1 e 3 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Torna ad essere asciutto e stabile il tempo su tutti i settori della nostra regione. Ampio soleggiamento con cielo poco o parzialmente nuvoloso e con locali e innocui addensamenti e con qualche foschia, specie su Udinese e Goriziano. Le temperature massime saranno comprese tra 6 e 10 gradi, minime tra 2 e 5 gradi circa. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Bel tempo anche sulla nostra regione, dove sarà ampiamente soleggiato con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Tuttavia prevediamo qualche addensamento e locali nevicate anche a bassa quota sui settori di confine. Le temperature massime saranno comprese tra 6 e 10 gradi, minime tra 1 e 2 gradi. Il mare sarà poco mosso sulle coste e mosso al largo, i venti moderati occidentali sulle zone costiere e forti al largo. Dal meteo di Antena 3 è tutto, arrivederci! Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.